Sappiamo che lo Stato è intervenuto, ma sappiamo che non durerà all'infinito. La nostra Regione ha fatto una legge qualche anno fa che andava a dare un ulteriore contributo a quello che già era preesistente, quindi le aree di confine hanno un prezzo nettamente più basso della Slovenia. Ho letto e ho visto dei blog che dicono che, appunto, che conviene fare benzina in Slovenia. Non è vero. Rimangono competitivi i prezzi per il rifornimento nella fascia confinaria. Per i residenti possessori della tessera conviene visitare i distributori del Friuli Venezia Giulia piuttosto che andare in Slovenia, nonostante in rete circolino paure e apprensioni. È quanto rimarcato questa mattina dall'assessore regionale a Energia e Ambiente Fabio Scoccimarro. Nonostante i continui cambi di prezzi dettati dall'incertezza scatenata dalla guerra in Medio Oriente e, giova rimarcarlo, dal peso delle speculazioni, il sistema regionale sul fronte del diesel e della benzina continua a reggere. Costa meno che nella Slovenia, perché non vogliamo il turismo del pieno, lo dico sempre, vogliamo inquinare di meno, quindi meno trasferimenti di automobili, far lavorare i nostri benzinai e lasciare le tasse in Italia. Non solo carburanti. L'appuntamento a Trieste nella sede dell'assessorato era volto a illustrare i risultati del monitoraggio di ARPA Friuli Venezia Giulia dei campi elettromagnetici. I dati del catasto per il 2025 dicono che nella regione ci sono 2.866 impianti di telefonia mobile, quasi uno su due utilizza la tecnologia 5G. Nel dettaglio sono stati effettuati 293 interventi di misura, 321 pareri su impianti di telefonia, 120 le verifiche di comunicazioni e sono stati valutati 441 impianti, di cui 297 con tecnologia 5G. Il documento, consultabile nella sezione dedicata sul sito dell'ARPA, indica che ad oggi non risultano superamenti dei limiti di legge per l'esposizione ai campi elettromagnetici prodotti da impianti di telefonia mobile. L'elettromagnetismo nella nostra regione è molto al di sotto dei limiti di legge, molto al di sotto dei limiti europei, che nonostante sono abbassati a 15 volt metro, noi abbiamo rilevazioni che sono vicine allo zero, quindi nessuna criticità. L'ARPA è l'unico ente accreditato dal punto di vista scientifico per poter dare i dati. La Regione crede molto nel braccio operativo dell'assessorato all'ambiente che è l'ARPA, dotandolo non solo di risorse di personale ma anche economiche per dare migliori monitoraggi. Tutto il resto, se viene fuori qualche notizia, sono improvvisate se non fuffa.